Una vecchietta si reca in palestra. Buonasera, è lei l'istruttore? Sì, sono io, mi dica cosa desidera. E io vorrei fare un po' di ginnastica, vorrei fare un po' di ginnastica ma mantenermi in forma. Sì, ma scusi, ma lei quanti anni ha? 90, 90 compiuti qua da poco, sa. Sa, ma ci vuole il certificato medico per queste cose qui. Sa, lei ha una certa età e io ho tutto, mi ha fatto il mio medico il certificato. Oh, allora se gliel'ha fatto il suo medico certificato non ci sono responsabilità, se vuole può iniziare anche domani mattina. Il giorno dopo la mattina la vecchietta si presenta a cappotto, si toglie il cappotto, tutta da ginnastica, è una palestra di quelle che ancora qualche attrezzo di una volta, vedi che vede le pertiche, va sulle pertiche, viene giù. Mamma mia, l'istruttore la guarda, sì. Vede l'estensore, prende l'estensore, lo butta via. E cominciano tutti quanti un po' a guardarla questa vecchietta, va sulla panca lì, sui pesi, boom, butta via tutto. Mamma mia, va sul tapirulan e si mette a correre, accelera e corre di più. Mamma mia, questa vecchietta, tutti che la guardano con due occhi così, tutti sorpresi. Vedi una cavalletta, quelle di una volta che si usavano a scuola in palestra, quando si andava a scuola, c'erano le cavallette della palestra, un po' sgangherata, vede, la guarda, cioè prende la rincorsa, salta la cavalletta, fa la spaccata davanti all'istruttore. Mi dia una mano a alzarmi, signore. Ho detto io che qua c'era qualcosa che non funzionava, che non andava. No, è da quando ho perso tutti i peli sulla Bernarda, mi fa da ventosa.